Carissimi Urgufan, salve. Stasera c'è qui un incontro, non è speciale come pensate voi, è più speciale ancora. C'è Marco che arriva da fuori. Città? Città del Capo. Città? Brescia. Brescia. Brescia? Brescia. Se è sul confine Verona, se è confine Veneto. Sono stanca me. Sono stanca te. Sono stanca me. Allora, la bellezza di questo incontro cos'è? Santa Eufemia? Bravo. E se è il Bronx di Brescia, Santa Esatto, Eufemia. Santa Eufemia, sta a cantare. Sì, sta a Cologno Monceau e vicino a Cologno Monceau, che è la media. Sì. Allora, l'incontro è intanto vedere un sardo che si incontra con uno che viene da fuori, quindi è già integrato da stamattina qui lui. Già da un po', però. Cioè, noi gli extracomunitari li facciamo entrare. Come noi italiani, facciamo entrare tutti. Esatto. Allora cosa succede? Generalmente si offre sempre un bicchierino, si offre quello che uno pensa di avere meglio in casa e offriamo un piccolo bicchiere di rum. Claro. Senza dire il nome, però vi posso dire che viene da Cuba. È quello più famoso, eccetera, eccetera. E così non abbiamo fatto nessuna pubblicità. Ma l'incontro non è perché uno beve una cosa, è perché incontra una persona da conoscere e perché ti si è fatto i capelli anche oggi, te che tagliare i capelli. E tu visto? Te che tagliare i capelli. Esatto, anche la barba. La barba. E allora lui è proprietario di una moto Harley Davidson. Dillo bene. Harley Davidson. Bravissimo. Ok. Io volevo offrire il rum e lui ha detto allora facciamo un'altra cosa. Che cosa? Facciamo che te faccio vedere come bevevano altri il rum. Bravo. Allora io verso il rum. Ok. Io verso il rum. Ok. Bravissimo. Così. Ora te, ora me. E io verso. E tu versi? La pera. Ecco, che nessuno vada a pensare a altri tipi di pera. È una pera normalissima dentro una busta, una bustina. Che copriamo bene perché noi teniamo molto alle leggi. Alle leggi non... Esatto. Di pubblicità occulta, l'abbiamo già fatta, quindi. Da noi, in Lombardia confine col Veneto, si chiama rum e pera. Ah, rompera. Rumpera. Senza rompere i maroni. Senza rompere i ball. Come dice allora... Valentino Rossi. Esatto. Sai che io una volta sono andato a casa di Valentino Rossi a Pesaro. E cosa ti ha detto? È no, Tavuglia. Aspetta. Tavuglia. Io sono andato a casa sua, ho bussato alla porta, è venuta fuori la mamma. Mi ha detto, desidera? Gli ho detto, c'è Valentino, dice, è coricato. Lo può chiamare? È coricato in curva. Era mia questa, Vabbè, io rido perché per far compagnia a lui, ma io la sapevo già, quindi non preoccupate. Io non la sapevo. Vabbè, allora cosa si fa adesso? Vabbè, adesso mo si beve l'Alpina. All'Alpina? Sai com'è l'Alpina? No. Ti insegno, ti faccio vedere cos'è l'Alpina. Noi siamo lì vicino al Brennero, sì, Bressanone, Bolzano. Posso dedicare una canzone? Dai. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Questa è di Alpini però. Sì, degli Alpini. Esatto. Per farti capire che anche mi conosce i Alpini. I Alpini. Gli Alpini. Ah sì, così si dice. Gli Alpini. Gli Alpini. Gli Alpini. Gli Alpini che sei alti. E Pini. E qua piuma. Bravo, nera, lunga. Nera, dove? Nel cappello. Nel cappello. Nel cappello che noi portiamo. C'è una lunga penna nera. Ma Benito le sei avanti, Nel cappello che noi portiamo. C'è una lunga penna nera che arriva fin lassù. Dove? A lui. Te capì? Allora, Benito, andiamo con rum all'Alpina. Però uno e basta, perché dopo... Sì. Va bene. Non è un'esibizione di far vedere come si beve
l'alcol, ma bensì come Esatto, si beve il esatto. rum. Che voi, anche Anita me l'ha detto, per lei è una novità. Certo. Invece in Lombardia si usa molto nelle discoteche, nei locali sul lago di Ma Garda. poi ho scoperto che molti veneti sono stati in Cuba. Molti veneti. Una caterva de Veneti è Sì, sta a sì, Cuba. ma Tutti a veneti Cuba. femmine e venete ombre. Sì, claro. Alla tua salute. Salute. 100 anni. Urgufans, salute. Salute a tutti. Vai. Vai. Giù il rum, quando è giù, vai di pera. E sentirete che sapore vi lascia. Sicuramente qualcuno l'ha già incredibile. provato, l'ha già assaggiato. Rum pera. Mi fa piacere aver portato in casa Urgu una novità che non sapevano. E Anita, una cubana che non sa cos'è il rum e pera. Gli vogliamo bene lo stesso, Sì, giusto però Benito? c'è una cosa, che a Cuba non nasce la pera. No. E non sei pera, de arbore. E neanche dei buoni compagni. Esatto. Dai. E comunque anch'io in casa Urgu ho imparato. Grazie tante amici cose. Urgufan, abbiamo passato 2 minuti insieme. Ma sì, dai, anche 10. Abbiamo Ciao. fatto i maroni per 10 minuti. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.